la fiesta de patrie dal Friul che stanno non può dismentere un anniversario importante che al colle proprio te, che stanno qui, i 500 anni di convalide de contadinanza, il quintri Parlamento Furlan, no il Parlamento Furlan, il quintri Parlamento Popolare Furlan. Vale a dire che i cittadini, i contadini, hanno pretendut di controllare i sorestanti, anche i tribuns de plebe romans antics, di controllare i sorestanti che avevano voto al Parlamento regionale antico. Allora la contadinanza, i 500 anni che dopo tanti slotti, comprendute la Ioibe Grasse famose, dopo tanti slotti dal 1525 è convalidata e riconosciuta dal stesso Parlamento che aveva di sé controllato. Allora un traguardo importante, una storia importante, allora queste feste de patrie e a diventare una festa de patrie partecipate, il Friul dai Furlans, non il Friul dai Sorestans, no? Il Friul dai Furlans. E allora questo Friul dai Furlans, il Fogoler Civic di Udin, a lui celebrarlo con un brindis sociale, un brindis dai suoi soci, insieme coi amici, particolari amici della regione Friul Vignese Giulia, de Arlef, l'agenzia regionale che promuove l'identità furlane storiche, identità linguistiche, ma identità furlane storiche, questa identità furlane storiche che ha anche un gran spessore civico, un gran spessore, un gran contributo sulla tradizioni civiche e democratiche del nostro popolo in confronto con che è stata la storia dell'intero continente e di tutto l'Occidente, se vi vuole, democratiche. Allora un appuntamento parpos, ma un appuntamento parducce. Alla Chiesa de Contadinanze, allora ai 3 di aprile, il Fogoler Civic allieverà un chialic in onore di tutti che si sono battuti perché il popolo furlano fosse come un popolo governato, ma un popolo che al controllo i suoi governanti e dunque non si fa smetti sotto i piedi. Un'immagine dai furlans che è ben lontana di che si intintano di spesso rappresentare e che è però un'immagine vera, storica, che nos dà, oltre che un orgoglio, anche un spirito combattivo in tal di voi.